Protesteranno a oltranza tutte le mattine sulle strisce pedonali davanti alle scuole frequentate dai loro figli e nipoti. Hanno deciso così a Marghera, Malcontenta, Mira, Spinea, Marcon, genitori e nonni. Da stamattina, dopo aver consegnato i loro piccoli alle maestre, hanno sfilato sulle zebre armati di moci, scope e piumini, volantinando agli automobilisti proprio nell'ora di punta, arrabbiati con il governo. È stato fatto dallo Stato l'appalto con la ditta per le pulizie, per cui i comuni possono solo fare da tramite per cercare la soluzione. Noi protestiamo per sensibilizzare sia la regione e sia il comune che porti il messaggio al più presto al governo. Manutencoop è riuscita a pulire i bagni e mensa, ma oggi se i bambini usciranno in giardino nell'intervallo, chissà cosa porteranno dentro dopo la pioggia di ieri. Non si può risparmiare sulla salute dei bambini, hanno scritto i genitori sui volantini che distribuiscono agli automobilisti. I genitori sono intenzionati a manifestare tutte le mattine. Finché i nostri figli non vanno a scuola sulla scuola pulita. Hanno l'obbligo di venire a scuola, hanno il dovere di venire a scuola, hanno il diritto di venire su una scuola pulita. Intanto la Manutencoop si difende. Noi siamo solo un capro espiatorio, spiegano, la colpa è del governo. Parlano dalla loro sede di Mestre i vertici dell'azienda. Da un iniziale plafond stanziato dal Consip per conto del Ministero in occasione della gara d'appalto per la pulizia delle scuole di Veneto e Friuli Venezia Giulia di quasi 94 milioni di euro, lo stanziamento è stato di poco inferiore ai 33 milioni. Un taglio evidente, ma a Mira e Lagrimani di Marghera i problemi sono stati anche altri. È evidente che questa determinazione è relativa e conseguente a un pregresso, perché non si possono nel giro di 2 giorni realizzare delle condizioni igieniche tali da compromettere la salute dei bambini e dei ragazzi. Convocati al Ministero, i vertici di Manutencoop presenteranno questa situazione con relazioni di disagio solo da 35 scuole sulle oltre 150 venete. 2 i fronti su cui impegnarsi: organizzazione del lavoro, ma soprattutto richiesta di maggiori fondi, senza cercare capri espiatori, con interlocutori che devono essere chiari: la scuola, i dirigenti scolastici e l'azienda con una consapevolezza. Il modello contrattuale attuale e, ribadisco, la quantità di risorse economiche a disposizione non consentono di realizzare lo stesso livello di soddisfazione che c'era precedentemente.